Grazie per essere qui perché per noi è importante avere un pezzo di Perfugas Sardegna qui in Corsica, perché stamattina dicevamo siamo vicini, però non c'è uno scambio così frequente, quindi oggi è importante per noi che siamo Associazione Culturale Coro Matteo Peru di Perfugas, 40 anni quest'anno. Quindi è di continui, senza mai interruzione. È importante perché non è facile che un'associazione viva così. Una cosa importante sul canto, e qui perché stamattina abbiamo parlato di letteratura e cose più alte, il canto è una cosa più frivola, no? Però guardando il nostro coro e guardando i giovani, ci sono tre generazioni in un coro, perché si trova diciamo, quelli che hanno fondato il coro, qui ne abbiamo due, poi ci sono quelli che sono arrivati dopo 15 anni, dopo 10 anni ci sono quelli che sono arrivati 3 anni fa, quindi è importante che ci sono tre generazioni che comunicano con il dialetto e con la tradizione popolare. Velocemente, in Sardegna teniamo molto anche all'abito tradizionale, questo è quello più antico, diciamo così, però abbiamo nel coro delle due varianti, con i pantaloni lunghi, diciamo così, in orbace, che appunto è il tessuto che deriva dalla lana di pecora, e questo che invece è un po' diverso, un po' più antico, e quindi noi abbiamo deciso di portare, proprio per far conoscere, soprattutto quando si va fuori all'estero, le due varianti. Il copricapo, che è questa qua, si porta, non c'è una regola per portarla, si può portare rotolata, si può portare girata indietro oppure girata di così, a seconda del gusto. Eh, Oggi siamo qua, però stiamo già parlando di fare un progetto insieme, questa è la cosa importante. Noi siamo a disposizione, abbiamo detto, usateci, cerchiamo di... Abbiamo cominciato a comunicare, siete venuti a Perfugas che ancora non ci conoscevamo, quindi magari un po' velocemente. Qui stiamo implementando, però per il futuro ci farebbe piacere anche portare avanti un progetto di cultura sardo, gallura, corso e di scambiare anche a livello anche umano, non solo culturale, le esperienze, perché io mi ricordo quando ho studiato al liceo veniva definito il battolitte sardo corso, cioè lo scheletro di granito che unisce la Sardegna, anche se adesso c'è il mare, è lo stesso, tant'è vero che oggi facevamo riferimento, i panorami sono uguali. Quindi noi siamo a Perfugas, che è 2500 abitanti, a 60 km da Lungoni, Santa Teresa, a disposizione di chiunque, dicevo anche i giovani che fanno l'università, che fanno una tesi, che vogliono studiare, che vogliono venire, ci contattate, noi siamo a disposizione. Abbiamo intenzione di abbiamo creato un circolo nostro lì a Perfas e vorremmo farlo diventare un caffè letterario dove scambiare proprio semplicemente, non con la biblioteca, non con l'auditorium, le cose semplici, quindi perché da lì si inizia con i piccoli passi. Arriviamo a noi perché se no ci addormentiamo. Allora, iniziamo noi, grazie per averci introdotto. Perfugas intanto è bilingue, diciamo così, si parla sia il logudorese, che è il sardo, proprio quello più poetico, diciamo così, e il gallurese. Tutte le frazioni di Perfugas parlano il gallurese, perché siamo proprio al confine, c'è il fiume che divide la Gallura dall'Anglona e quindi noi parliamo tutti e due i dialetti, le lingue, diciamo così. Quindi noi vi faremo ascoltare dei canti in gallurese che sarà più orecchiabile perché noi abbiamo capito tutto della conferenza di stamattina, quindi vuol dire che già quello è un punto di unione. E poi invece useremo anche il logudorese, magari facendo dei brani, anche quelli un po' conosciuti, hai fatto riferimento a Nanne Dumeu, che poi cercheremo di farlo assieme, magari non qua ufficialmente, ma dopo. Quindi iniziamo con tre canti galluresi, che sono quelli un po' che per le sonorità e per il nostro coro, Matteo Peru che era di Agius, proprio pure Gallura, però è stato 15 anni il nostro direttore, quindi non è stato 6 mesi, e ci ha portato in giro per il mondo. Le sonorità e gli andamenti del canto gallurese che derivano dai canti gregoriani, ricordiamoci sacri, che poi sono stati trasformati con i testi profani, le musiche sono rimaste quelle sacre perché si è portata avanti questa tradizione e siamo arrivati sino ad oggi. E quindi il canti galluresi serve proprio per sentire le armonie che vanno, salgono e scendono fino ad arrivare al canto a Tagia, che è un canto particolare dove proprio si sale, si scende tutti assieme e a volte ci si perde anche, però sembra quasi che sia una licenza insomma, artistica questo quindi a volte non è tutto, non sempre esce
come in origine. Quindi invito qua i componenti del coro a salire sul palco. Noi preferiamo cantare senza microfoni, magari questi per la registrazione, abbiamo provato, si sente bene, perché il microfono distorce sempre il coro perché viene miscelata un po' la voce. Il primo pezzo è un canto d'amore, deriva sempre dal canto profano, si chiama La Lode. Era bella che un'agnola apparia, eri così bella che sembravi un angelo, questo è l'inizio. Quindi è proprio l'amore che da lì nasce tutto, diciamo, il corteggiamento verso l'amata, che gli spiega quindi perché dai capelli profondi di rosa e alla fine l'amata risponde dicendo sì, ricordati bene però che io abito in quella via, scendendo la porta è quella chiara, quindi vieni a trovarmi. Quindi questa è un po' una canzone d'amore. La seconda invece si intitola La Brunedda, non so, anche quella forse l'avete già sentita, e quello è il significato che anche un pastore, anche un non poeta, può comunque cantare la sua amata, perché non dice niente, non ha nessun significato. 5, 4, 3, 2, 1, la mia brunetta è bruna. L'avete capito? Però dimostra che può fare una serenata, può poetare, l'importante è crederci nelle cose che si fa. E quindi la brunetta. Poi faremo la Dunosa, che è sempre una canzone d'amore, il tema è sempre quello. Finiamo con un canto religioso, perché ripeto, il coro canta sia profano che religioso. Nella chiesa il coro è il luogo tipico, il microfono perché c'è tutta anche l'importanza della cosa. Sarà il primo canto religioso che faremo qua in questa prima parte, poi lasceremo lo spazio a voi, titolato Su Verdunu, in logudorese, e quindi è il perdono che si chiede, diciamo così, all'inizio della funzione religiosa, quando si chiede il perdono per i peccati, e questo sarà un perdono un po' importante. Quindi a voi il coro Matteo Peru dirige Vittorio Cubaglio già da quando Matteo Peru ha lasciato per problemi di salute, poi è mancato, e quindi sono già quanti anni Vittorio? 22. 22 anni che dirige il coro. Pasquale è un altro confondatore, poi abbiamo Gio Maria, voce solista, assieme a Marco Giudaio, Pasqualino Garau, Davide Minicucci, Gianmario, un altro solista, assieme a Davide, Marco Muraglia, anche lui solista. Li alterneremo tutti perché così. Io mi chiamo Antonio, faccio parte dei bassi. Ecco, l'ultima cosa, la polifonia nel coro gallurese, ci sono i bassi, il contra che è il baritono, poi ci sono i tenori secondi e i tenori primi. Ogni tanto sentirete una doppia ottava sopra, che è il falsetto, che in conclusione delle canzoni usciva quasi dalle sonorità, e anche quella è una cosa che viene fuori un po' così, non è studiata a tavolino. Quando se la sente il coro esce fuori, e quindi state un po' attenti, poi vi interrogeremo per vedere se l'avete sentita. Grazie, il coro Matteo. Adesso ce l'hai la voce adesso, perché ti sei isolato parlando. Vabbè, c'è anche quello. Era bella e da me. だめでせか Ida me de se. か 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 Ida me de se.
casa sto qui. Via Santa, la innamera che tenta di ciaro, la prima in fondo fa l'endia magno. Scusateci se diamo le spalle, però in Sardegna i cori tutti cantano a cerchio. C'è chi dice che derivi anche dalla forma perfetta del cerchio, il nuraghe, questo senso di forza per stare uniti e per cui il coro così. E un'altra particolarità, ahimè, non voglia il gentil sesso, non ci sono voci femminili nel coro tradizionale, sono tutte voci maschili e a cappella. Queste sono le particolarità del coro sardo in generale. Adesso andiamo con la Brunedda e Gianmario solista. Bruna è la mia brunetta, la mia brunetta è bella. 5, 4, 3, 2 e 1. La mia brunetta è bruna. E la mia brunetta. 5, 4, 3, 2 e 1, la me brunetta è bruna, la me brunetta è bruna. E la mia brunetta. 4, 3, 2 e 1, la me brunetta è bruna, la me brunetta è bruna. E la mia brunetta. 3, 2 e 1, la me brunetta è bruna, la me brunetta è Adesso Dunosa, Gianmaria solista, sempre gallurese. Tanto tempo Donosa era in disizio di da te, la gente odiosa, so che io graziosa in tanti peni, in tanti peni. Donosa se non vengo a visitare,
senza di te. Solo la mira te già me varo tu pon. Non mi alia niente, tutto chi du carigno e amistai, si nottaggi presenti, cori e menti mai riposa mai, non mai riposa. Se non te leggo fiore delicato, di canto t'aggiuam, al lato de stare a Gotion. Adesso l'ultimo pezzo di questa prima parte, prima di cedere i microfoni a coro a Pasqualina, è il Logudorese, su Verdonu, appunto canto religioso, molto diciamo così suggestivo, che si canta durante la funzione religiosa nel periodo pasquale. El dono Deo in meo, confesso a po' peccato, Contro Teo meleato, pedo pietà.
faremo 2 canti in Osu, Gaduresu, che è la prima su canto a ballo, che era un canto che nasce proprio perché ancora quando gli strumenti non si usavano, né la chitarra né la fisarmonica, era il coro, era la voce, l'unico strumento era la voce, quindi nelle feste di piazza c'erano i vari più anziani che dettavano il tempo e gli altri che ballavano nel tipico ballo sardo, a cerchio, anche il ballo sardo, e quindi questo è un canto un po' spontaneo proprio per dare il tempo a chi doveva ballare. Il secondo pezzo invece è un canto dell'amicizia, che potrebbe essere anche il simbolo di questa nostra amicizia che sta nascendo, una manila all'alta. Non so se si capisce in corso, proprio è il senso dell'amicizia, dove una mano dà un aiuto all'altro, cioè quando si chiama, e lì se poi seguite il canto si parla dell'amicizia e dell'aiuto che si può dare tra persone che condividono queste cose. Poi passiamo sempre in logudorese, quindi canti sardi, sulle esastore, che è un canto tipico della zona del nuorese, diciamo così, però ha delle bellissime armonie. Sastore è il falco, quindi è il volo proprio del falco, e il canto descrive questo volo. E poi faremo un Annedumeu, che magari poi cercheremo di studiarla assieme, e in un'altra occasione cercheremo di cantarla anche assieme. Quindi Coro Matteo Peru, il primo solista sarà Marco e Davide, poi abbiamo una mano all'alta che fa Gianmario, Saneddu l'ultimo però che fa Marco, e sulle esastore che fa Marco. Quanto dobbiamo fare? 4. Facciamo 2 come ha fatto lui. Ammentati di me la rosa mea, comudite m'ammento a tutti lori. Ammentammi di te, camibrea, di tutti gli me spassi, candido fiori. Ti disizzo a manzana sera, pa consolarmi con lo tuo amore. Ammentati di me la rosa mea, comodite m'ammento a tutti lori, comodite m'ammento, comodite m'ammento, lammentami di te, lammentami di te, in tutti i miei spazi, in tutti i miei spazi, e ti disizzo, e ti disizzo, a consolami, a consolami, ammentati di me, ammentati di me, ammentati di Faccio stare in piedi. Guarda, adesso magari Una manina all'altra. la maniera su oro mi sa. No, no, no. Ecco, poi così, il solo.
l'esastore. Passiamo i due canti logudoresi sull'esastore. Mentate che devi fare se ripetere. Già è venita sora chi canta sadie. Già è venita sora chi canta sadie. Suo pensamento mi picata e spora su coro. Suo pensamento mi pregata e spora su coro. Allora, facciamo riposare il maestro perché è patrimonio dell'umanità anche lui, ce l'ha detto l'UNESCO, ce l'ha detto ogni tanto, fatelo riposare. Perché poi il ghiaccio noi non siamo abituati, non so qua, ma gioca a brutti scherzi, una scivolata l'abbiamo presa stamattina. Questo invece è l'ultimo pezzo di questa seconda parte, ci teniamo a farla perché stiamo un po' percorrendo i canti tradizionali in tutte le sue sfaccettature. Questo è un canto tipico, sempre in sardo, che si canta durante il matrimonio ed è il canto del marito che mentre sposa la sua amata gli dona l'anello e quindi infatti il canto si intitola Saneddu, proprio l'anello. E quindi in questo dono dell'anello il canto parla di tutto l'amore e di tutta la fedeltà e di tutto, diciamo, l'intensità che c'è in questo momento. Voce solista anche in questo caso sarà Marco, anche questa è una canzone molto particolare come sonorità, speriamo di eseguirla bene, dedicata a voi. Alle 3 di mattina siamo cambiati. È un po' d'acqua perché effettivamente, soprattutto le prime voci, sono 2 o 3 pezzi che servono molto, anche sull'esastore che proprio descrive questo volo del falco. Pianto più versetti. Quante volte? 2 volte sicuro. 2 volte sicuro. Nanta seconda, nanta brunetta, finita il falsetto. Quello deve sentire il falsetto, no? La brunetta nella parte finale e sono 2 ottave sopra, perché il falsetto sale di un'ottava sopra il baritono, sopra la voce baritonale. e quindi rispetto al basso che Rispetto a è più voi, basso, sì. quindi va bene, approfittiamo giusto per
Dicevo, noi a PEFAS da 23 anni organizziamo un festival internazionale del folklore. Ecco, una cosa ci tenevo a dirla anche per i giovani: noi grazie al canto, grazie al costume sardo abbiamo viaggiato il mondo, perché siamo stati in Thailandia, in Russia 2 volte, in Australia, Brasile, Canada, perché con gli scambi culturali, quindi con i gruppi come faremo con voi, c'è un vantaggio rispetto a chi viaggia per turismo. Dicevo, anch'io sono stato noi quando siamo arrivati in Australia c'erano 30 persone con la bandiera sarda che ci stavano aspettando, che non li conoscevamo, però lo scambio, la cultura, il canto, il ballo fa anche questo. Tu viaggi ma sei sempre in mezzo alle persone che ti aspettano, insomma. Come qui a Corte potevamo venire da turisti, farci un giro e andare via, invece grazie alla possibilità che ci avete dato voi stiamo convivendo un momento bellissimo. Vai che racconta. Trasferta. Come sei di più bella? Essa di più bella che su Signore nos ammuttido, Parisi in sa cappella broso compredo che muy pedido, no dattero desenzo, sa mamma che ha pregato, sol bene prosuvinzo che intensamente nos ha assignado. Si solo nos queremos in donatero creo, no es que mentigamos al prendar bona bella que anghero, ma con amore santo noi semos prodircare, fiero de ogni anto a terra vida del semenare, ricca de godimentos comente a noi ad honorado, sol bonos sentimentos que mamá y babu nos han dado. Ite bello zamano como guio che sanetto e oro, Deo che soberano ma non stimare costo tesoro, inno e socorro meo, allo bramare forte, il candelire creo, ca in saona in sa mala sorte, quando vorrà salire, ma con l'insum forto, vesse cosa chi e vai vostra affetto mai sia distorto. Tocca salve Maria, sa gloria in suo Signore, noi chi gloria via camus a Giove del suo bastore, necus a uomo e oro, e sorrisi sorbe ogni cosa, ma pague cum decor, sa salute sa negre sposa. Tocca saber Maria, sa gloria es su Signore, no es sino que hagamos ayudo de su pastore, necus ad homo e oro es el disizzo de ogni cosa, ma pague cum decoro, cum sa salute, sanedo sposa, ma pague cum decoro,
ci addormentiamo e il nostro maestro Matteo Peru, che ha cantato anche lirica nel periodo del dopoguerra a Roma, diceva che non bisogna cantare troppo perché il pubblico si stanca e torna a casa dicendo mi hanno stufato. Invece bisogna lasciare il pubblico con la voglia cioè come dire no dai un'altra, e così rimane la simpatia, se no soprattutto i bambini, ma vi compriamo un gelato grande così dopo. Però è importante che anche loro ci siano, perché poi anch'io quando ero bambino sentivo mio padre, lo sentivo e basta, non mi interessava, poi da grande mi è rimasta dentro e faccio un plauso ai genitori che portano i ragazzi per sentire queste sonorità. Vedrete che quando sarete grandi poi sarà una ricchezza grande, una ricchezza da grande da spendere proprio a livello umano, questo è sicuro. Quindi il primo pezzo è Nanne Dumeu, lo conoscete, è un canto in Sardegna molto conosciuto e forse anche si sta internazionalizzando, l'abbiamo cantato anche con i thailandesi, l'hanno voluto sonorizzare. E poi finiremo invece con l'inno alla Madonna, l'Ave Maria, così diciamo andiamo tutti in pace e speriamo che sta nevicata faccia solo del bene. Dai, Nanne Dumeu, solista Vittorio Cubano. Nanne Dumeu, Nanne Dumeu, Nanne Dumeu, su mundu e caim. Assicutera, assicutera, assicutera te non torna mai. Nanne Dumeu, Nanne Dumeu, Nanne Dumeu, zo mondo e gai. Assicutera, assicutera, assicutera te non torna mai. Siamo in tempo di tirannia, infamidade e carestia, come sos popolo scascan che cane, gridende don che rimus pane. Nanne Dumeu, Nanne Dumeu, Nanne Dumeu, zo mondo e gai. Assicutera, assicutera, assicutera te non torna mai. Ami noi, temos papande, pane gastanza, tembra gulande, terra che frango, dorra sul povero, senza alimento, senza ricovero. Nanne Dumeu, Nanne Dumeu, Nanne Dumeu, zo mondo e gai. Assicutera, assicutera, assicutera te non torna mai. Adios nanni, ne di conto, paghe su forno, e taglia tonto, cadantu ride, so munde gai, assicutera te non torna mai. Nanne Dumeu, Nanne Dumeu, Nanne Dumeu, zo mondo e gai. Assicutera, assicutera, assicutera te non torna mai. Salutiamo con l'ultimo pezzo che è una preghiera e qui tutti i solisti si alterneranno e quindi sentirete il coro, una versione che abbiamo un po' Non l'abbiamo fatta noi così. abbiamo appunto armonizzata noi con qualche piccola variante e quindi e tutti i solisti L'altra gente già amato la sua solita, sulla sua seconda volta, era sì. No, non penso. Tanto. Deus ti salve Maria, chiesa de grazia piena, de grazia se salvena, e la corrente.
esti stato provveda preservato benedita e laudata, soprattutto gloriosa, Mamma fezza e sposa, benedetto suo fiore, che è frutto del suo seno, Gesù, fiore del vero, Signore nostro. Gesù, fiore del vero, Signore nostro. pregate a figlio vostro pro nobis peccatorem, chi nutrus nos errorem non perdonem, chi nutrus nos errorem nos perdonem. Eis a gratia nos donem in sa vida e in sa morte. Eis a dichosa sorte in paradiso. Eis a dichosa sorte in paradiso. Amen. Grazie. Vi aspettiamo a Pescara. Grazie. Grazie a Paolo Via.